Favara celebra il santo più amato, il patriarca San Giuseppe. Ieri la giornata festiva è stata dedicata esclusivamente alle funzioni religiose e alle celebrazioni delle Sante Messe, la prima alle 5 del mattino nella chiesa del Rosario e l'ultima all'aperto alle ore 20 in piazza Cavour per permettere ai tanti fedeli di parteciparvi. Ed anche ieri sera la piazza principale di Favara, che per una settimana ha ospitato spettacoli e concerti facendo registrare il pienone, era affollatissima con la presenza di oltre 1000 fedeli raccolti in preghiera per San Giuseppe. La concelebrazione eucaristica è stata officiata da Don Calogero Lobello con la partecipazione dell'arciprete Don Nino Gulli e di altri sacerdoti delle varie parrocchie di Favara. Per l'occasione è stato benedetto anche il nuovo fercolo, la vara che trasporta la statua lignea di San Giuseppe. Vara decorata per l'occasione dalla pittrice favarese Amalia Russello. Quindi la processione per le vie del centro storico di Favara e i fuochi pirotecnici finali. Stasera è il gran finale di una festa che quest'anno, grazie all'impegno dell'Associazione San Giuseppe, è stata definita tra le più importanti della Sicilia. Un'intera settimana di concerti e spettacoli musicali che hanno richiamato a Favara ogni sera migliaia di persone provenienti da tutta la Sicilia per la presenza di cantanti di grande richiamo. Grande apprezzamento per le tradizioni popolari anche con le minestre che hanno coinvolto interi quartieri nella preparazione della minestra di San Giuseppe distribuita ogni sera a migliaia di persone. A chiudere il ricco cartellone questa sera l'atteso concerto di LDA Luca D'Alessio, il figlio di Gigi, apprezzatissimo tra i giovanissimi e non solo.